tiriamo a campare, governo ed altare si curan di te. Fratelli d'Italia, ciascuno per sé, ciascuno per sé. Una piccola casa, una piccola moglie, un piccolo lavoro, una speranza piccola così, una piccola messa ogni domenica e Dio per tutti. Fratelli d'Italia, tiriamo a campare, bisogna accettare la vita come. Fratelli d'Italia, ciascuno per sé, ciascuno per sé. Un piccolo silenzio, un piccolo peccato, una piccola coscienza, un pentimento piccolo così, una piccola Fiat ogni domenica e Dio per tutti. Fratelli d'Italia, tiriamo a campare, fra le Alpi ed il mare, son troppi perché. Fratelli d'Italia, ciascuno per sé, ciascuno per sé. Una piccola vita, una piccola pietà, una piccola viltà, una libertà piccola, una piccola morte ogni domenica e Dio per tutti. Fratelli d'Italia, tiriamo a campare, governo ed altare si curan di te. Fratelli d'Italia, tiriamo a campare, governo ed altare si curan di te. Fratelli d'Italia, tiriamo a campare, governo ed altare si curan di te. Fratelli d'Italia, ciascuno per sé, ciascuno per sé. 1958 questa canzone fu scritta da appunto Franco Fortini e Sergio Liberovici, due fondamentali intellettuali italiani. Sergio Liberovici era soprattutto il musicista che diede vita, insieme a Michele Straniero, fu l'origine del movimento dei cantacronache. Franco Fortini è un pilastro della cultura italiana del Novecento, è un nome che ricorre continuamente nella storia della letteratura, eppure necessariamente uno di quegli autori più difficili da presentare al pubblico, uno degli autori più aspri, perché la sua poesia rifugge dal poetico nel senso della luce della luna, delle stelle nel cielo e dei romanticismi. La sua letteratura detesta l'idea guittesca che la letteratura, la prosa deve compiacere il lettore, insomma quello a cui è ridotto, possiamo dirlo senza fare i catastrofisti, ma quello a cui è ridotto il romanzo italiano contemporaneo, no? Che sono tutti dei gialletti alla ricerca di qualche regista che un giorno li scopre e gli faccia fare un film, sembrano scritti esclusivamente per quello, quando c'era una grande tradizione culturale in Gadda, insomma, in una serie di letterati che non facevano romanzo nel senso della guittezza, nel senso esclusivamente della narrazione per compiacere il pubblico. Fortini si trova all'estremo di questo discorso qui, in più è un intellettuale estremamente scomodo, perché anima difficile, complessa della sinistra,
ma mai stato comunista, mai appartenuto al Partito Comunista. Veniva dalla parte più estremista, se si vuole, più di sinistra del Partito Socialista, poi abbandonò anche quell'anima con l'Elio Basso, quell'anima che diede vita all'operaismo italiano, e che arrivato il 1968, anzi negli anni subito prima del 1968, si trasferì decisamente alla sinistra del Partito Comunista, avvicinandosi ai movimenti di contestazione. Anzi, c'è qualcuno che dice che la parola contestazione, nel senso in cui la intendiamo oggi per descrivere il 1968 e poi il 1977, parlando sempre di piccole o grandi rivoluzioni italiane che celebriamo in questo anno, qualcuno dice che la parola contestazione, nel senso in cui la si intendeva in quegli anni lì, l'abbia utilizzata per la prima volta proprio Franco Fortini, in merito alla canzone popolare, ma ritorneremo su questa cosa qui. Per cui da nessuna parte sentirete grandi celebrazioni di Franco Fortini. Giusto, l'Università di Siena, sede attualmente dell'archivio di Franco Fortini, sta pensando a ma in extremis, perché appunto il 2017 è già quasi passato, sta pensando in extremis a una mostra per celebrare Franco Fortini, e questo spettacolo rientra in questa ottica qui. E perché questo? Appunto perché Franco Fortini è molto difficile, fare una lettura delle poesie di Franco Fortini prevede un'attenzione enorme, non è una lettura immediata, non voglio nemmeno dire semplice perché nessuna lettura è semplice, ma certo non è una lettura immediata, non è una lettura che si possa come dire, glorificare della bella voce di un dicitore, è una lettura che interroga il lettore proprio perché si mette sullo stesso piano, che lo vuole spingere ad essere migliore di se stesso. Ecco perché forse la canzone, che per sua natura è una cosa diversa, ci può dare uno sguardo trasversale, ed ecco forse perché, bontà loro, l'Università di Siena ha chiesto all'Istituto Ernesto De Martino, principale istituto che si occupa di musica popolare in Italia, e l'Istituto De Martino, bontà sua, ha chiesto a me di occuparmi di queste canzoni che non stanno propriamente da nessuna parte, talmente neglette da essere rifiutate in qualche misura persino dal loro autore. Erano dei testi sentimentali, dice in un'intervista tarda, quando gli dicono ma lei ha scritto anche canzoni, e lui risponde quasi a dire io, poi dice sì, un peccato di gioventù. Erano dei testi sentimentali e a contenuto politico. Le canzoni a contenuto politico erano fatte per prendere in giro certe parti politiche e per favorirne altre. Sia in quelle sentimentali che in quelle politiche l'intenzione era sempre la stessa, di mettere in rapporto un fatto privato, per esempio un sentimento amoroso, con dei sentimenti, dei fatti pubblici. Una poesia nasce spesso per una specie di illusione di maggiore libertà. Invece il testo di una canzone, lo devo dire in qualche modo, nel momento in cui lo faccio devo immaginarmi una struttura. In un certo senso è molto più difficile scrivere il testo di una buona canzone che scrivere il testo di una poesia. Questo lo diceva quasi a schernirsi dell'idea di un parziale fallimento. Abbiamo fatto il nome di cantacronache. Che cos'erano i cantacronache? Voi dovete pensare che la canzone d'autore propriamente detta non esiste fino a quando non arrivano gli anni 60, il pieno degli anni 60, la metà degli anni 60, cioè finché la cattiva coscienza del boom economico del popolo italiano non emerge attraverso l'insoddisfazione di una serie di cantanti che cominciano a cantare male, si diceva, rispetto alle ugole d'oro dell'epoca, Claudio Villa, quello che si ascoltava in TV e in radio e al Festival di Sanremo, dei sentimenti che sono loro del tutto personali. Però questa cosa qui non nasce dal niente, nasce perché 5, 6, 7 anni prima c'è stata una rivoluzione formale portata da un certo Domenico Modugno. Ecco, nel 1958 Domenico Modugno per la prima volta arriva a Sanremo e trionfa con una canzone strana, che è portatrice della canzone popolare, che non usa il canto di derivazione da opera o da operetta come si usava all'epoca, che si pone il problema del testo e che a volte lo risolve cantando in dialetto, per esempio. Ecco, proprio nello stesso anno, in maniera molto più sommersa, a Torino un piccolo gruppo di intellettuali sta tentando di fare canzoni che non solo hanno tutti questi elementi qui, ma che in più provano anche a parlare, cosa proibitissima all'epoca e che non ti permetteva di avvicinarti a nulla, di politica. Vi facciamo un piccolo esempio, vi cantiamo
3 strofe dalla canzone Manifesto dei Cantacronache. Stesso anno della canzone che vi abbiamo appena cantato, che era di Fortini, però questo è il testo addirittura di Italo Calvino. E se Fortini scriveva delle poesie, quindi in genere quantomeno che si esprime in versi e che tiene conto della musicalità, Calvino tendenzialmente era un narratore. Italo Calvino, Sergio Liberovici, L'Avvoltoio, 1958, I Cantacronache. Un giorno nel mondo finita fu l'ultima guerra, il cupo cannone si tacque e più non sparò. Ma privo dell'aspro suo cibo dall'arida terra, un branco di neri avvoltoi si levò. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. L'avvoltoio andò dal fiume ed il fiume disse no, avvoltoio vola via, per la limpida corrente scendono solo carpe e trote, non più i corpi dei soldati che la fanno insanguinar. Dove vola l'avvoltoio, vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. L'avvoltoio andò alla madre e la madre disse no, avvoltoio vola via, i miei figli li do solo a una bella fidanzata, non li mando più a morire in battaglia insieme a voi. Dove vola l'avvoltoio, vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. L'avvoltoio andò all'uranio e l'uranio disse no, avvoltoio vola via, la mia forza nucleare farà andare sulla luna, non deflagrerà infuocata distruggendo le città. Dove vola l'avvoltoio, vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. Ma chi delle guerre quel giorno ci aveva il rimpianto, in un luogo deserto a complotto si radunò. Quando ecco dal cielo si vide volare quel branco e scendere finché qualcuno gridò: dove vola l'avvoltoio, vola via dalla testa mia. Ma il rapace gli spranò. Non so se avete notato che questa strofa, che può essere l'incunabolo della canzone antimilitarista d'autore italiana, contiene appunto la strofa l'avvoltoio andò dal fiume ed il fiume disse no, per la limpida corrente scendon solo carpe e trote e non più i corpi dei soldati che la fanno insanguinare. 5-6 anni dopo, un cantautore che sarebbe diventato celeberrimo e forse una delle più importanti canzoni antimilitariste italiane, La guerra di Piero, iniziava: lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati. Ecco come i Cantacronache, pur non essendo mai diventati celebri, sono una chiave portante della storia della canzone d'autore italiana, tant'è vero che Fabrizio De André si sentì in dovere di omaggiarlo, o come dicono i meno, come dire, poli, di fottere questo qualche verso per metterlo in una sua canzone, insomma. Però che sia in un modo o in un altro, la storia ci racconta che senza l'avvoltoio e senza i Cantacronache non esisteva la guerra di Piero e De André. E così tante altre canzoni, ora ve ne cantiamo un paio, che invece cominciano a raccontare le storie degli amori quotidiani, degli amori di ogni giorno. Considerate 1957-1958, c'erano le Vola Colomba Bianca Vola, c'erano i papaveri e le papere, c'era un mondo in cui l'amore lo si canta. Poi figuriamoci, alludere mai all'amore fisico, questo proprio non esisteva nemmeno lontanamente. Ora vi facciamo un paio di canzoni, una che fa un'operazione proibitissima tutt'oggi: mettere in relazione
l'esistenza personale, gli amori, con gli amori di un'idea, ecco. L'idea che l'uomo non sia fatto di una sola dimensione, come si recitava nei bar durante il fascismo. Qui non si parla di politica. Chi non parla di politica in qualche modo non parla nemmeno d'amore. Tutti gli amori. Io non avrei creduto mai che un giorno t'avrei visto senza gioia. Tu non avresti mai creduto che un giorno avrei vissuto senza te. Nulla rimane uguale, si muta il bene in male, si muta il bianco in nero, ma quel che è stato vero sempre ritornerà. Tutti gli amori cominciano bene, l'amore di una donna, l'amore di un lavoro e anche l'amore per la libertà. Spesso gli amori finiscono male, la donna resta sola, lavoro e servitù. La libertà diventa una parola, ma non si perde più quel che è stato vero un anno, un giorno. Altri nel mondo si vorranno bene, altri lavoreranno senza pene, altri vivranno in libertà. Io non avrei creduto mai di rivedere il popolo ingannato. Tu non avresti mai creduto che chi ci sfrutti insegni la virtù. Nulla rimane uguale, si muta il bene in male, si muta il bianco in nero, ma quel che è stato vero sempre ritornerà. Tutti gli amori cominciano bene, l'amore di una donna, l'amore di un lavoro e anche l'amore per la libertà. Spesso gli amori finiscono male, chi tanto amò va via, lavoro non c'è più, la libertà diventa una bugia, ma non si perde più quel che è stato vero un mese o un giorno. Altri nel mondo si vorranno bene, altri lavoreranno senza pene, altri vivranno in libertà. Tutti gli amori, l'amore di una donna, l'amore di un lavoro e anche l'amore per la libertà. Spesso gli amori finiscono male, chi amato non sa amare, lavora chi tradì. La libertà è di chi la può comprare, ma ricomincia qui quel che è stato vero un nostro giorno. Tanti nel mondo già si vogliono bene, tanti lavorano già senza più pene, tanti già ridono nella libertà. Evidentemente, se compie 100 anni era nato nel 1917. Evidentemente, se era nato nel 1917 un uomo che non si chiamava Franco Fortini. Fortini era il nome della mamma. Lui si chiamava Franco Lattes. E quindi un uomo che portava un cognome di chiara matrice ebraica, nel 1938 aveva 21 anni.
e a 21 anni capisci molto bene quello che sta succedendo intorno, soprattutto se sei uno studioso, uno studente brillante, se hai un professore, anche lui ebreo, che si chiama Momigliano, e se improvvisamente tutti e due, professore e alunno, venite cacciati da scuola perché le leggi razziali, la massima vergogna, ricordiamolo sempre ai revisionisti, firmate non solo dal Duce, proposte dal Duce e firmate da Vittorio Emanuele, quindi con la corrispondenza di queste due firme infami, buttano fuori gli ebrei da ogni scuola italiana, oltre che ovviamente li condannano da lì a poco a una persecuzione mostruosa. Quindi Franco Fortini prende il nome di Fortini per cercare di limitare i problemi e come limite si converte, è una cosa formale perché stiamo parlando di un uomo che, per quanto abbia avuto sempre le sue inquietudini, tutto sommato era un ateo, ma un ateo strano, e si converte, questo a me ha sempre fatto un po' sorridere con tenerezza, non alla Chiesa cattolica ma alla Chiesa valdese. Questo mi sembra abbastanza incredibile perché non era di origine valdese nemmeno la madre, ma è evidente che gli piacevano i perseguitati e che quindi si trova evidentemente una Chiesa che conta la maggior parte dei perseguitati, è una Chiesa che è storicamente, voglio dire, più libertaria, fosse anche per il suo numero limitato appunto di aderenti e per appunto le persecuzioni, per cui si converte, ma questo serve a poco. La vera conversione sarà all'antifascismo, di cui suo padre già era sospettato, per cui aveva già delle difficoltà grosse di lavoro, e poi durante la guerra, dopo l'8 settembre, diventa partigiano, partecipa alla liberazione della Valdossola, nella Repubblica della Valdossola, si salva per un pelo, insomma ha tutto quel corso d'onore che ha fatto della nostra intelligenza, quella degli Alessandro Galante Perrone, quella appunto dei Calvino, dei Fortini, per l'appunto dei Pavese, dei Fenoglio, degli scrittori, persone che avevano visto la morte in faccia. Ora io non dico che sia un'esperienza così necessaria, però quando per scrivere o per leggere una poesia rischi la vita perché ti devi fermare dal correre, beh, la scrivi se proprio è indispensabile, se proprio lo ritieni indispensabile, e questo non per togliere, per fortuna non viviamo in un'epoca del genere, però secondo me un po' aiuta a dire cose essenziali. Ecco così che si trovano queste cose essenziali. Queste cose essenziali, dicevamo, non sono solo quelle di ribellione. Ora vi cantiamo quella che molti ritengono il capolavoro delle canzoni di Franco Fortini, scritta nel periodo dei Cantacronache, quindi sempre 57-58, però messa in musica da un altro genio della musica italiana, Fiorenzo Carpi, l'autore delle musiche per il Pinocchio, non so se vi ricordate, l'autore delle più belle canzoni di Dario Fo, ebreo anche lui, sapete come spesso i cognomi che sono nomi di paese sono cognomi ebraici, anche lui aveva subito le persecuzioni, ha messo in musica canzoni straordinarie come questa qui. Questa qui è una bomba, perché sembra parlare di oggi. Descrive degli operai che liberamente, per esempio, vivono la loro sessualità. Il titolo orrendo, devo dire, non erano evidentemente grandi titolisti. Il titolo proposto da Fortini era Novembre Lombardo-Veneto, che non so se è perché io sono pugliese che vivo in Lombardia, mi sembra una cosa mostruosa. Però chi si è ingegnato a trovargli un nuovo titolo ha fatto di peggio, perché il titolo con cui è depositata in SIAE è Quella cosa in Lombardia, che denuncia tutta la pruriginosità dell'epoca, perché quella cosa, evidentemente è quella cosa di cui non si può parlare. A dispetto del titolo, la canzone è un capolavoro, è stranissima, c'è una melodia che si nasconde, sono canzoni molto difficili. Noi le stiamo cantando qui in anteprima, questo spettacolo sarà uno spettacolo con più musicisti che debutterà il 30 di settembre, vi invito a Sesto Fiorentino, sul passaggio. Non si sa mai, i poeti e gli appassionati dei poeti girano ovunque, ma insomma li debutterà nella sua maniera più completa. Però ci tenevamo a fare quest'anteprima, insomma, un festival di poesia, e in un paese che ama i poeti e che gli dà i natali, dove la poesia poi, sei un poeta e quindi canta, come facevamo noi, a portare Fortini cantato qui. Quella cosa in Lombardia fu cantata da Laura Betti, meravigliosamente, fu cantata da Jannacci, forse nella sua versione più famosa è quella di Jannacci, che però Fortini disse che non gli piaceva per niente, in realtà è bellissima, anche ma Fortini era veramente uno che non gli andava mai bene niente, né quello che faceva lui né quello che facevano gli altri. Quella cosa in Lombardia è veramente un piccolo capolavoro, perché se pensiamo che bisognerà aspettare 10 anni per sentire
che ne so, Tenco dire mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare, o dire un giorno dopo l'altro, ecco, o addirittura i minimi accenni alla sessualità che qui sono espliciti. Beh, veramente è una canzone molto 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 in avanti sui tempi, oltre ad essere una canzone secondo me straziante e ad essere una canzone da poeta, quando dice certo è amore quella fretta tutta fibbie, lacci e brividi. Ecco, non saprei trovare nulla di più lirico in un poeta antilirico come Fortini, che non concede nulla, però amore quella fretta tutta fibbie, lacci e brividi, no? Unire in un patrimonio unico le fibbie, i lacci e i brividi. Chi si è trovato nella sua vita a provare a slacciare un reggiseno e non riuscirci sa di cosa stava parlando, di cosa stava parlando Franco Fortini. C'è veramente fibbie, lacci e brividi nell'amore di due adolescenti. Sia ben chiaro che non penso alla casetta, 2 locali più servizi, tante rate e pochi vizi, che verrà quando verrà. Penso invece a questo nostro pomeriggio di domenica, di famiglie cadenti come foglie, di figlie senza voglie, di voglie senza sbagli, di 1100 ferme sulla via con i vetri appannati, di bugie, di fiati lungo i fossati della periferia. Cara, dove si andrà, diciamo così, a fare l'amore? Non ho detto andiamo a passeggiare e nemmeno a scambiarci qualche bacio. Cara, dove si andrà, diciamo così, a fare l'amore? Dico proprio quella cosa che tu sai e che a te piace, spero, quanto a me. Vanno a coppie i nostri simili quest'oggi per le scale fra l'odore di penosi alberghi ad ore. Anche questo si chiama amore. Certo è amore quella fretta tutta fibielacci e brividi, nella nebbia gelata fra l'erbetta, un occhio alla lambretta, l'orecchio a quei rintocchi che suonano dal borgo la novena e una radio lontana dalle nostre 2 vite, i risultati delle ultime partite. Cara, dove si andrà, diciamo così, a fare l'amore? Non ho detto andiamo a passeggiare e nemmeno a scambiarci qualche bacio. Bacio, cara, dove si andrà, diciamo così, a fare l'amore? Dico proprio quella cosa che tu sai e che a te piace, spero, quanto a me. L'abbiamo detto, una poesia dà maggiore libertà secondo l'idea di Franco Fortini, quindi meglio che io me ne resti a scrivere poesie. E sembrerebbe che la sua dimensione di autore di canzoni sia tutta confinata in questo breve periodo del 1957-58, in cui fornisce una 10ina di testi.
più o meno belli, più o meno validi, più o meno di rivolta, più o meno d'amore, da mettere in musica ai cantacronache. Eppure incontriamo continuamente il suo nome nell'ambito della storia della musica, della canzone italiana. Innanzitutto, se c'è un nome che si lega strettamente a quello di Franco Fortini, che nel 1946 sposa Ruth Leiser, e quindi una donna di origine tedesca, traduttrice dal tedesco, traduttrice di Brecht fondamentalmente, e Fortini diventa come si può dire, l'uomo che passa Brecht in italiano, e che lo passa lavorando a stretto contatto con quello che è stato il vero apostolo di Brecht dal punto di vista teatrale, ovvero Giorgio Strehler. Fortini viene chiamato per dare forma di canzoni in italiano alle celeberrime canzoni dell'opera da tre soldi, e poi Brecht resterà il suo mito, tant'è vero che una sua poesia, forse una delle più note, una poesia meravigliosa, e questa veramente vogliamo trasgredire e vogliamo provare a leggervela, si chiama Traducendo Brecht. Un grande temporale per tutto il pomeriggio si è attorcigliato sui tetti prima di rompere in lampi d'acqua. Fissavo versi di cemento e di vetro dove erano piaghe murate e membra anche di me, cui sopravvivo. Con cautela, guardando ora i tegoli battagliati, ora la pagina secca, ascoltavo morire la parola di un poeta o mutarsi in altra. Non per noi più voce. Gli oppressori tranquilli parlano nei telefoni. L'odio è diventato cortese. Io stesso credo di non sapere più di chi è la colpa. Scrivimi, dico, odia chi con dolcezza ci guida al niente. Gli uomini e le donne che con te si accompagnano e credono di non sapere. Fra quello dei nemici scrivi anche il tuo di nome. Il temporale è sparito con enfasi. La natura per imitare la battaglia è troppo debole. La poesia non muta nulla. Nulla è sicuro, però scrivi. Johnny era insieme a me come Jim e Giorgi diventò sergente. Nulla chiedeva l'armata, noi tre solo andare a nord e ad oriente. Soldati e bombe, cannoni e trombe, dal capo a Coach Bear. Dovesse oppure no, ci si svagava un po' con le più strane razze di uomini e di ragazze, di testa, braccia e gambe facevamo un cocktail. Johnny si lamenta del Jim, per Jimmy le coperte sono scarse. Johnny dice e allora si sa che l'armata non vuol rovinarsi. Soldati e bombe, cannoni e trombe, dal capo a Coach Bear. Piovesse oppure no, ci si svagava un po' con le più strane razze di uomini e di ragazze, di teste, braccia, gambe facevamo un cocktail. Johnny è disperso. Sì, Jim non si sa più. di Johnny Non si sa più niente. corre sempre sangue però, e per l'armata non manca mai la gente. Soldati e bombe, cannoni e trombe, al capo a Coach Bear. Piovesse oppure no, ci si svagava un po' con le più strane razze di uomini e di ragazze,
di testa e braccia, gambe, facevamo un cocktail. Magari avrete riconosciuto la canzone dei Cannoni, Canonensong di Bertolt Brecht e Kurt Weill, che appunto Franco Fortini contribuì a introdurre in Italia in maniera durevole. Poi queste canzoni vennero riprese da tutti, Geni dei Pirati venne cantata anche in TV da Millì, mitica interprete di quegli anni. A proposito, volevo, se possibile, se avete voglia, fare un applauso perché la prima grande interprete di Franco Fortini in Italia si chiamava Margot, si chiamava Margherita Galante Garrone, ed era l'ultima, l'ultima no, perché c'è ancora Fausto Amodei e poi c'è Emilio Iona, sono longevi cantacronache, ma insomma Margot era stata moglie di Sergio Liberovic ed era stata una grande interprete di Franco Fortini, è morta esattamente la settimana scorsa e credo che meriti ancora un applauso. Il tema contro la guerra è un tema